Il primo tempo loro hanno avuto un certo predominio, è una squadra molto solida, molto fisica, noi abbiamo un po' sofferto veramente il primo tempo e i ragazzi sono stati bravi, direi, a chiuderlo sullo 0-0 e siamo rimasti anche noi abbastanza compatti. Chiaramente l'infortunio di Coleman ci ha costretto a ridisegnare tutto lo schieramento difensivo e già avevamo dovuto all'inizio della partita dover modificare e portare Caporali basso perché i nostri esterni di difesa erano infortunati, sia Santinon che Barison non li avevamo, per cui ci siamo trovati, siamo stati costretti a ridisegnare e portare basso lui. Abbiamo dovuto fare esordire Pellizzeri in quel ruolo là, però devo dire che i ragazzi poi il secondo tempo veramente hanno fatto un'ottima partita, sono contento che hanno giocato 2-2001 perché Voltana ha fatto molto bene, Bedin quando è entrato ha dimostrato di essere un Bedin, per cui siamo riusciti, credo, il secondo tempo a pareggiare meritatamente perché abbiamo dato pressione, abbiamo giocato con tanti attaccanti perché ci siamo schierati 4-2-4 e l'apporto di tutti è stato positivo e sono contento che abbiamo recuperato un risultato ancora una volta. Questo è sinonimo che chiunque giochi qua al campo d'Arsego dà tutto fino alla fine. Poi ci stanno domeniche come questa dove puoi anche accontentarti di un pari, perché è un pari sudato, un pari giocato, un pari contro una squadra che sta bene e che oggi in una particolare nostra situazione poteva anche venire qui a fare i 3 punti. Noi abbiamo reagito bene e di questo sono molto contento e i ragazzi devono capire che se giocano con questo spirito, poi quando magari potremo avere anche tutti gli effettivi, veramente diventiamo una squadra temibile. È piaciuta la reazione dopo il gol subito? Assolutamente sì, perché il gol subito è stato chiaramente un rigore che c'era, un infortunio anche nostro perché prima dovevamo sicuramente liberare prima, però consideriamo che avevamo 2 centrali, 2 ragazzi che non avevano mai giocato assieme, sia Seno che Dario hanno fatto la loro partita contro attaccanti di esperienza perché Palladini, Aperi e poi Bigoni sono giocatori di categoria forti. Loro se la sono cavata e non hanno mai perso la testa anche nell'errore e di questo bisogna essere contenti.